proprio. Mercoledì 29 luglio, Santa Marta, è il 211° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 155 al termine. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:42. La luna si leva alle 16:12 e tramonta all'1:01. Gli austriaci iniziano un terribile bombardamento su Venezia. Svegliate in piena notte dal tremendo frastuono, le donne escono dalle case coi bambini al collo brontolando: «Nati d'un can de un tedesco, gnanca dormire in pace in elassa, viva Venezia!» Durato 24 giorni, il bombardamento provoca 120 incendi, prontamente domati dalla popolazione sempre calma e disciplinata e senza mai nessuno che si lagni o inveisca contro il governo. Le previsioni per domani. Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite più probabili dalle ore centrali, ma con ancora nubi cumuliformi al pomeriggio, specie sui rilievi. Possibili locali rovesci o temporali in montagna, specie al pomeriggio. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni. Nella bella Fanzolo, frazione del comune di Vedelago in provincia di Treviso, sorge una fra le costruzioni architettoniche più significative del Cinquecento, Villa Emo. Fu realizzata dall'architetto Andrea Palladio, probabilmente a partire dal 1558, su commissione della famiglia Emo di Venezia, che peraltro vi dimorò fino al 2004. Dal punto di vista storico-artistico, la villa è di straordinaria rilevanza. Infatti, Villa Emo Capodilista è una fra le più riuscite ville palladiane. Fu concepita dall'architetto padovano dopo aver maturato più di 20 anni di esperienza nella progettazione di edifici che rispecchiassero canoni e proporzioni matematiche ben precise. Non a caso, infatti, dal 2006 Villa Emo è stata inserita dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità. La villa presenta 2 lunghe barchesse colonnate che furono ideate da Palladio proprio con la volontà di mantenere quei principi di equilibrio e solennità raggiunti solo dopo tanta ricerca ed esperienza nel campo. Le regole ed i canoni impiegati per progettare questa straordinaria villa veneta rappresentano qui, di fronte agli occhi del visitatore, il tentativo della matematica di porsi ancora una volta al servizio dell'architettura e dell'arte. L'ingresso alla villa si trova alla fine di un lungo percorso pavimentato da grandi pietre squadrate, dove una serie di sculture in pietra, raffiguranti personaggi d'epoca antica, sembrano fare da custodia al complesso. Osservando invece il retro della villa, si ha l'impressione che l'edificio sia stato progettato in funzione della conduzione delle campagne e della vita agricola. E se gli esterni sembrano essenziali, quasi privi di decorazioni, gli interni sono invece riccamente decorati. Per Palladio questa eccezionale costruzione è il risultato di un nuovo modo di intendere il concetto di villa, dove le forme classiche e le caratteristiche del mito finalmente si integrano con le necessità pratiche della vita agricola in un linguaggio nuovo, oggi ancora evoluto.